Messa e una corona di fiori per ricordare il giudice Saetta e il figlio Stefano. Intanto ammirata dalla popolazione l'auto di Livatino che non porta più i segni del criminale agguato. La solidarietà di Favara con una manifestazione. Calcio con i risultati della domenica, nuovi stadi a Porto Empedocle e Aragona. Il padel saluta Agrigento, Interclub riuniti a Favara e per la volley femminile presentata la SEAP Dalle Cardillo. Benvenuti a TVA Notizie. Sabato Canicattì ha ricordato il giudice Saetta e il figlio Stefano uccisi dalla mafia sulla 640. Dottore Saetta, sono trascorsi 33 anni, anche se sembra ieri, potremmo dire. Sì, lei sicuramente si ricorda, perché ormai ha una certa età, diciamo. Certo, sono passati 33 anni e moltissimi non hanno ovviamente un ricordo perché non hanno vissuto completamente quegli eventi, quindi sono le persone un pochino di una certa età, ricordano direttamente questa situazione, questo tragico evento. Il comune di Canicattì, la città di Canicattì ha mantenuto un po' negli anni un ricordo della figura di mio padre e di mio fratello, uniti anche al ricordo del giudice Livatino, perché poi coincideva più o meno il periodo, cioè sempre uno a 25 settembre, l'altro il 21 settembre, quindi si sono fatte spesso questi ricordi assieme. Naturalmente negli anni si va un po' affievolendo questo ricordo, ma questo avviene anche purtroppo per altre figure simili. L'importante è il contributo che hanno lasciato queste persone nella crescita civile della società, il contributo che hanno dato alla lotta contro la mafia, perché anche l'impegno dello Stato è cresciuto purtroppo anche dopo tutte queste tragiche uccisioni. E quindi insomma speriamo che rimanga ancora un ricordo e una voglia di commemorare per altri anni ancora, diciamo, il più possibile. Rimane famosa e indelebile una frase che disse il compianto giudice Falcone, che gli uomini passano ma le idee restano. Potremmo dire anche di questo del giudice Saetta? Sì, nel caso del giudice Saetta, ma anche di altri magistrati uccisi, non è stato tanto un fatto di idee, ma di comportamenti, cioè il comportamento di un magistrato che adempiva pienamente al suo dovere, sapendo o comunque immaginando che poteva anche correre qualche rischio, ma senza per questo venire meno all'adempimento del dovere. In questo senso queste persone hanno rappresentato un modello di quello che dovrebbe essere poi un normale magistrato, cioè non è un modello di eroismo né di grandezza, è un modello di quello che dovrebbe essere il normale funzionamento, diciamo, degli uomini nelle istituzioni, della magistratura e quindi purtroppo non sempre succede così, però. Cosa ha lasciato il giudice Saetta per concludere, dottore? Ma il suo sacrificio penso che abbia avuto appunto questo significato di dire che comunque un magistrato, se accetta di fare quel lavoro, sapendo i rischi, lo deve fare bene fino in fondo, se no faccia un'altra cosa, o anche nell'ambito della magistratura si occupi di sfratti, ma se uno si occupa anche di processi importanti, di indagini importanti, sa che corre qualche rischio e lo deve fare comunque bene, qualunque sia questo rischio. Questo è stato il filo comune di tutte le uccisioni, perché l'adempimento del dovere, cercare di fare bene il proprio compito, anche con i rischi che questo comportava. La Ford Fiesta di Rosario Livatino, esposta a San Domenico, poteva diventare un vero e proprio cimelio, ma lo Stato non ha fatto nulla per consentirlo.
Rimane una grande delusione guardando da vicino la Ford Fiesta del giudice Livatino con il lunotto crivellato dai proiettili degli assassini sostituito e la carrozzeria ritoccata con il carrozziere che ha lasciato a bella vista il nome della propria officina. Originali di sicuro sono rimasti i tagliandi dell'assicurazione e del bollo esposti sul parabrezza. Assessore, ci troviamo accanto alla macchina di Livatino, ma non è quella macchina di cui ricorre l'anniversario. C'è il lunotto sostituito e non si può vedere. È comunque un segno di testimonianza, perché il giudice Livatino si trovava proprio su quel sedile quella mattina quando fu avvicinato dagli stigiari. È un grande segno di testimonianza, di legalità e di ricordo che è stato apprezzato tantissimo dalla cittadinanza non solo di Canicattì ma di tutti i paesi limitrofi. Bisogna essere tuttavia grati all'Arma dei Carabinieri che ha voluto il trasferimento dell'auto di Livatino nel magnifico palazzo San Domenico, ma non si può tacere assolutamente sul grave errore di chi avrebbe dovuto requisire immediatamente quell'auto per conservare intatto il ricordo e farne un vero cimelio. Innanzitutto ringrazio anche io personalmente l'Arma dei Carabinieri. Sì, è vero, sicuramente erano altri tempi, io comunque ci tengo a precisare che è stata custodita gelosamente in questi 30 anni, e nel 1990 ancora non erano in vigore tutte queste normative riguardanti diciamo, i beni da custodire degli eccidi della mafia. Però sicuramente è un bene da tutelare, un bene da custodire e da valorizzare per il bene della collettività tutta, per il bene della memoria e per ricordare il nostro illustro concittadino oggi beato. Manifestazione a Favara in favore delle donne afghane. Giuseppe Moscato. Il centro antiviolenza Gloria in piazza a Favara in favore delle donne afghane. La Presidente. Sì, oggi siamo qui per la seconda volta, siamo scesi in piazza perché l'associazione Rawa, che è l'associazione rivoluzionaria che si trova in Afghanistan a favore appunto delle donne afghane, ha lanciato un appello a livello mondiale. Noi siamo affiliati a Rawa e a CISDA, che è la sede che loro hanno in Italia. Ha lanciato questo appello perché tutti dobbiamo scendere in piazza appunto per ricordare, per sensibilizzare e per dare voce alle nostre sorelle afghane. Noi oggi ci siamo 365 giorni all'anno per sensibilizzare e aiutare le donne afghane, ma in generale contro la violenza sulle donne. Il nostro stand oggi si è dipinto di blu, il blu perché rappresenta appunto il drappo che nasconde le donne afghane. E quello che appunto i talebani stanno facendo in questo periodo è veramente assurdo. Abbiamo il piacere oggi della presenza degli alunni della quarta A e della quinta A dell'Istituto Comprensivo Brancati, Plesso Manzoni. I bambini hanno preparato dei cartelloni a tema, ovviamente hanno fatto un percorso grazie alle maestre per appunto sensibilizzare anche loro sul tema della violenza e sul problema dell'Afghanistan. Alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Brancati in piazza in sostegno dell'iniziativa del centro antiviolenza, ma soprattutto in sostegno delle donne afghane. Come i bambini hanno affrontato questo argomento? Intanto sì, l'Istituto Comprensivo Brancati, il Plesso Manzoni, sensibile ad alcune tematiche che è da sempre impegnate in percorsi educativi oltre che didattici, hanno sensibile proprio a questa tematica che affligge tantissimo oggi le donne di tutto il mondo, hanno voluto sostenere l'iniziativa del Centro Violenza Gloria. È stato un percorso molto forte, diciamo. L'abbiamo affrontato attraverso la lettura di alcune storie di donne che hanno subito violenza e in particolar modo con la visione di un film a cartoni animati che è la storia di Parvania. Hanno risposto molto bene, tant'è che si sono cimentati anche nel fare dei cartelloni a testimonianza della loro sensibilità, non solo dei bambini devo dire e dei docenti, ma anche, come tu puoi vedere, di tutte le mamme dei nostri alunni.
In piazza Cavour a Favara anche il collettivo Amarena di Mussomeli. Quando e perché nasce? Allora, il collettivo femminista Amarena è nato nel 2020 in seguito a un duplice femminicidio a Mussomeli, occorso a Mussomeli. Niente, noi nasciamo per cercare di mettere assieme delle ragazze e dei ragazzi che hanno voglia di confrontarsi sulle tematiche femministe e soprattutto della violenza contro le donne. Noi cerchiamo di fare sensibilizzazione nel nostro territorio anche per quello che è successo e per questo siamo qui a testimoniare la nostra solidarietà con il centro antiviolenza Gloria. In favore delle donne afghane. Sì, infatti siamo molto contenti di aver preso parte a questa iniziativa in favore delle donne afghane e di iniziare comunque una collaborazione che speriamo vada avanti nel tempo con il centro antiviolenza Gloria. Sono 204 i migranti intercettati dalla Guardia Costiera e sbarcati a Messina. Ben 204 migranti sono sbarcati nel fine settimana a Messina. I migranti giunti sabato notte nel porto della città peloritana, dopo essere stati individuati a bordo di un peschereccio, l'imbarcazione che era stata intercettata dalle motovedette della Guardia Costiera a largo della costa ionica calabrese. Il peschereccio non era alla deriva e presumibilmente è partito con il carico di disperati in cerca di una vita migliore dalla Libia. Dopo aver agganciato il natante, la Guardia Costiera lo ha scortato verso il porto messinese. Non sono mancati momenti di paura durante la traversata. A causa di un principio di incendio si è reso necessario il trasbordo di tutti i migranti su 4 imbarcazioni della predetta marina. Sabato sera verso le 22:30 le 4 unità con i migranti sono approdate al porto di Messina, dove gli stessi appena giunti sono stati sottoposti ai controlli medici e alle prime cure da parte del personale sanitario presente sul molo. Le attività di soccorso e accoglienza, coordinate dalla prefettura di Messina, si sono protratte per tutta la notte e sono continuate nella mattinata odierna. I migranti, in prevalenza di nazionalità egiziana e siriana, di cui 34 minori stranieri non accompagnati, sono tutti uomini tranne 2 bimbe e la mamma di una famiglia siriana. Dopo le prime cure sono stati fotosegnalati e rifocillati con pasti caldi forniti dal comune di Messina. Gli adulti ieri mattina sono stati imbarcati sulla nave quarantena azzurra, mentre i minori stranieri non accompagnati sono stati trasferiti al Cara di Crotone, tranne 2 che, risultando positivi, sono stati affidati al comune di Messina che li ha accolti al Covid Hotel. È stato inaugurato a Porto Empedocle il comitato elettorale del candidato sindaco Calogero Martello. Presenti l'assessore regionale Marco Zamputo e gli onorevoli Margherita La Roccaruvolo e Riccardo Gallo. Arturo Cantella. Tanti militanti e sostenitori di Forza Italia Agrigentina, ma non solo, che hanno partecipato ieri a Porto Empedocle all'inaugurazione del comitato elettorale e alla presentazione delle liste a fianco del candidato a sindaco Calogero Martello, già assessore provinciale ad Agrigento, appoggiato da un'ampia coalizione che comprende anche la componente azzurra, capitanata per l'occasione dal vice coordinatore regionale di Forza Italia onorevole Riccardo Gallo, dal commissario provinciale di Agrigento onorevole Margherita La Roccaruvolo e dall'assessore regionale agli enti locali Marco Zamputo. Oggi si apre ufficialmente la campagna elettorale, anche se è già da 8 mesi che è iniziata, però oggi ufficialmente parte con l'inaugurazione anche del comitato elettorale. È chiaro che questo è un impegno difficile e gravoso, ma sappiamo che con l'aiuto degli amici e con tutti coloro che ci sosterranno, giorno 10 e 11 ottobre festeggeremo insieme. Perché preferire Martello rispetto ad altri? Per l'impegno, la coerenza e per la trasparenza che ha sempre messo nel suo impegno in politica. È chiaro che non agisco da solo, agisco insieme con un gruppo di amici e con una squadra ben precisa, che sono l'assessore Bartolotta, l'assessore Cacci e l'assessore Domenico Palumbo Piccionello. Oggi hai detto bene, oggi abbiamo invitato anche alcuni deputati perché abbiamo la necessità di raccordarci e confrontarci anche con le istituzioni regionali. Da questo punto di vista riteniamo che scegliere Martello e scegliere la squadra che ci sostiene rappresenti per Porto Empedocle un punto di partenza per ricominciare a lavorare e a camminare insieme. I nostri programmi li abbiamo già esplicitati in parte a TVA, è chiaro che avremo modo di confrontarci con gli elettori, nei prossimi giorni incontreremo anche in questa sede tutti coloro che vorranno confrontarsi con noi.
Oggi inauguriamo il comitato elettorale di Calogero Martello sindaco. Calogero Martello è stato in grado di fare sintesi fra le diverse forze civiche e politiche presenti sul territorio, riuscito a coinvolgere le migliori forze che oggi il Paese esprime. Mi piacerebbe citare una frase che è stata detta qualche giorno fa dal Monsignor Damiani, che secondo me può essere anche espressa per Porto Empedocle. Porto Empedocle è come una bella donna che però ha ricevuto diverse botte e quindi il viso è pieno di lividi. Oggi necessita l'impegno di tutti, il coinvolgimento di tutti gli empedoclini affinché questi lividi vengano risanati. Attraverso sicuramente una guida da parte di un'amministrazione seria, autorevole, e chi meglio di Calogero Martello, che si circonda di una squadra di assessori che nel corso della propria vita quotidiana ha già espresso le proprie capacità. Tutto deve partire ovviamente da un progetto serio che vede il porto, la cultura e anche il centro storico e la zona ASI. Bisogna rivalutare questo, prima di tutto ripulire il paese in modo da far ritornare Porto Empedocle allo splendore che merita. Allora, innanzitutto in funzione della mia militanza in Forza Italia in questi ultimi anni, anche in Consiglio Comunale come capogruppo del gruppo consigliare di Forza Italia a Porto Empedocle. In realtà poi ci ha legato un'unione di intenti con il candidato sindaco Martello, perché abbiamo reputato che fosse quello più in grado, secondo noi, di poter caricarsi su di lui le istanze della popolazione e sicuramente riuscire a portare in porto tutto quello che sono i nostri obiettivi, che sono enumerati nel nostro programma che abbiamo elaborato assieme. È un programma nel quale noi ci siamo spesi anche negli anni precedenti e con Martello speriamo di poter arrivare al risultato finale per dare veramente una pace sociale a questa popolazione e per cercare di instillare nelle menti dei nostri concittadini una speranza di ripresa per tutto quello che può essere le possibilità che devono essere sfruttate all'interno di questa cittadinanza. Assolutamente, siamo qui, stiamo giocando questa partita insieme a Calogero, speriamo di uscirne vittoriosi e di mettere al servizio della nostra città la nostra competenza, la nostra esperienza e la nostra voglia di fare. Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, qui a sostenere la candidatura a Porto Empedocle di Calogero Martello. Sì, oggi si presenta la candidatura qui per sostenere il candidato Martello, per dire che Forza Italia è con il candidato Martello, per dire al candidato Martello da sindaco uscente e con una nuova candidatura in questo momento nella mia comunità che bisogna lavorare per le nostre comunità, bisogna esserci, la gente aspetta risposte, bisogna darle, ci sono problemi scottanti che vanno risolti e questo è un aspetto della mia presenza oggi qui accanto a Calogero Martello. L'altro aspetto importante è dire la Regione, perché molto spesso i sindaci siamo lasciati da soli, quindi un raccordo con il governo regionale, con le istituzioni regionali serve per accelerare i percorsi e i processi per dare quelle risposte che le comunità locali attendono. Questo è il significato oggi della mia e della nostra presenza accanto al candidato Calogero Martello. E anche l'assessore Zambuto? Sì, siamo qui per sostenere la candidatura di Calogero Martello. Calogero Martello è un uomo di esperienza che conosce bene la città di Porto Empedocle, accanto a lui ci sono liste, c'è la lista di Forza Italia, c'è liste di chi vive oggi ogni giorno i problemi di questa cittadina che si sta mettendo a disposizione per un progetto per questa città. Martello è un mio ex compagno di scuola, diciamo, perché era consigliere provinciale, una persona semplice, onesta ed è veramente una persona che ha dato e darà qualcosa a questa città di Porto Empedocle. Stefania Laporta ha deciso di scendere in campo, come mai?
Perché penso che abbiamo ancora un progetto da portare avanti, che è soprattutto sulla sfera sociale. Abbiamo lavorato bene, ho lavorato bene e ho deciso di rimettermi in campo, anche perché tante persone ci speravano e maturavano una grande stima per me, e quindi ho deciso di rimettermi in gioco. Una targa in ricordo di Michele Ciminnisi e Vincenzo Romano, vittime della strage di 40 anni fa a San Giovanni Gemini, verrà scoperta mercoledì alle 10 a Cammarata, nel piazzale della scuola media, alla presenza del sindaco Giuseppe Manciapane e delle autorità locali. Al fine di educare i giovani alla legalità, dice il sindaco di Cammarata, è mia intenzione promuovere incontri con magistrati e familiari delle vittime per trarre un insegnamento dalla loro testimonianza. Sequestrate a Lipari dai carabinieri del NAS di Catania 13 tonnellate di capperi di dubbia provenienza. Vediamo. Maxi operazione dei carabinieri alle Olie. I militari dell'Arma hanno sequestrato a Lipari ben 13 tonnellate di capperi. I carabinieri del NAS di Catania, nell'ambito di mirati controlli tendenti a individuare eventuali frodi agroalimentari di prodotti tutelati a marchio DOP dai vigenti regolamenti comunitari, coadiuvati dai colleghi della locale stazione, hanno eseguito un'ispezione presso un'industria di conserve alimentari di Lipari. Nel corso dei controlli, i militari hanno concentrato le attenzioni su una fornitura di capperi stoccati all'interno di numerosi fusti, privi delle prescritte indicazioni commerciali del prodotto alimentare contenuto. L'esercente non è stato in grado di documentare la provenienza del prodotto, pertanto i NAS hanno proceduto al sequestro di tutta la merce, quantificata in oltre 13 tonnellate di capperi. Il cappero delle Isole Olie appartiene a quei prodotti agroalimentari autoctoni tutelati dalla denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall'Unione Europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono dal territorio in cui sono stati prodotti. Ulteriore controllo è stato eseguito presso un'azienda all'ingrosso alimentare specializzata nella vendita di prodotti ortofrutticoli e conserve. Sono stati rinvenuti diversi fusti contenenti capperi con l'indicazione di origine Siria, Marocco e Tunisia. Anche in questo caso l'esercente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione commerciale attestante la rintracciabilità, qualità e provenienza dei prodotti e l'intero quantitativo, circa 300 kg, è stato posto sotto sequestro. I commercianti sono stati segnalati alle competenti autorità. A partire da mercoledì 29 settembre a Ribera riparte il servizio Street Control della Polizia Municipale per il contrasto delle violazioni del codice della strada. Mancato pagamento degli stipendi al personale e carenza idrica in quasi tutta la provincia, e non va dimenticato che c'è ancora, visto che nessuno si è premurato a smentire, il problema dell'acqua inquinata ad Agrigento. L'AICA finisce così sotto i riflettori dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che hanno fissato una conferenza stampa per mercoledì alle 11 nei locali della UIL in via Piersanti Mattarella ad Agrigento. Il muro che sosteneva l'unica strada che collegava con Cannatello è crollato. Lo segnala Mare Amico, che era intervenuta già nel 2015 evidenziando il rischio. Il preventivo fatto allora costava 5.000 euro, adesso secondo l'associazione Mare Amico al comune di Agrigento per riparare il tutto serviranno circa 200.000 euro. Seconda giornata nero-azzurra a Favara presso l'Interclub Ancelo e Massimo Moratti, con la partecipazione di 40 interclub siciliani. Giuseppe Moscato.
Gli interclub ufficiali della Sicilia si riuniscono qui a Favara per parlare dei loro problemi, delle loro esigenze, delle loro realtà. Il presidente dell'Interclub di Favara, Lando Pecoraro. Sì, oggi stiamo facendo la seconda giornata nerazzurra. Il coordinamento nazionale e regionale hanno scelto Favara come sede ufficiale. Sono presenti in sede 37 club provenienti da tutta la Sicilia con i loro rappresentanti, quindi con i presidenti e i vicepresidenti, per discutere delle problematiche in modo particolare dei club siciliani, perché sappiamo tutti che raggiungere Milano per noi siciliani non è mai facile, con tutte le problematiche legate all'acquisto dei biglietti, ai portali che usiamo per l'acquisto dei biglietti e tante difficoltà che generalmente incontriamo nella vita sociale dei club per frequentare anche Milano e San Siro. Qual è la realtà del club di Favara? La realtà del club di Favara, chiaramente stiamo pagando pesantemente la pandemia che ha colpito tutto l'anno scorso, abbiamo perso circa la metà degli iscritti e stiamo ritentando di ripartire quest'anno sperando che le cose migliorino al più presto anche per avere più presenze all'interno del club. Gli interclub di Sicilia qui a Favara con la presenza di un'autorevole personalità di quello che è il Consiglio Nazionale degli Interclub. Per dire cosa alla periferia? No, io sono onorato di essere stato invitato qua dal coordinatore Francesco Scuderi e dal presidente dell'Interclub Favara, perché comunque quando noi giriamo i vari interclub per l'Italia o anche per il mondo siamo sempre in famiglia e conoscere gli amici della Nerazzurri, della famiglia siciliana è sempre un piacere. Sto scoprendo dei posti bellissimi e ci terrei a sottolineare insomma come a Milano non siate lontano da Milano. I tifosi siciliani sono veramente nel nostro cuore e la mia presenza, per piccola che possa essere, cerca di rappresentare questo, della vicinanza nonostante geograficamente non lo sia, tra la Sicilia e Milano. La pandemia ha un po' creato dei problemi nei club in generale. È stata dura per tutti e per l'associazionismo in generale e quindi per forza anche per noi è stato così, ma ci tengo anche qui a sottolineare che i numeri sono dalla nostra parte. I soci interclub sono stati comunque tantissimi anche in periodo di pandemia e quindi anche all'interno della società questa cosa non è passata inosservata, ma appunto è stato un plus per tutti i soci e per tutti gli interclub. I colori nerazzurri sicuramente nel cuore, tanti interclub regionali in Sicilia, il coordinatore della Sicilia. Sì, io sono contento, felice, soddisfatto e emozionato di questa giornata qui a Favara, dove noi ci stiamo riunendo in un momento storico difficile. Si riparte. Domenica scorsa allo stadio c'era lo striscione I am back, siamo tornati più forti di prima. Il coordinamento regionale quest'anno ha già superato i numeri pre-pandemici, stiamo arrivando a avere oltre 60 club in Sicilia, raggiungeremo a breve i 6.000 tesserati e per me che sono il rappresentante dell'Inter in Sicilia è una gioia enorme. Oggi abbiamo la fortuna, tra l'altro, non la fortuna, la bravura, e siamo stati ripagati avendo da Milano facente parte del direttivo nazionale del coordinamento, perché i risultati sono veramente grandiosi. A prescindere dai risultati in campo, questa è la famiglia nerazzurra siciliana. Tanti gli appassionati di padel che hanno assistito all'evento svoltosi ad Agrigento. Arturo Cantella. Si è conclusa la manifestazione Free and Padel League Cup Star, da 2 giorni in programma sabato e domenica scorsi, al Tennis Club Città dei Templi di Agrigento. La partenza sabato 25 con 8 coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, 6 le nazioni rappresentate, quindi domenica 26. Direttamente dal World Padel Tour, le star, la coppia 12 e 15 della classifica mondiale, Adrian Alemandi, Cochi Nieto, Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. Una sfida, quella dei big, che ha rappresentato un vero e proprio tributo al padel, che ha risaltato valore e spirito di questo sport con l'obiettivo di diventare un appuntamento di riferimento.
I 4 grandi nomi del World Padel Tour prima della super partita hanno incontrato i ragazzi diversamente abili e poi Food e Beverage, lo spettacolo gratuito con Tom Sinatra Live, la solidarietà di diverse associazioni del territorio coinvolte hanno completato l'evento organizzato dalla SD Free and Padel League di Agrigento, sponsorizzato dall'HDI Assicurazioni con il patrocinio del Comune di Agrigento, assessorato allo sport e alle politiche sociali. Sport e solidarietà sociale, l'amministrazione qui è presente grazie a questa iniziativa. Ringraziamo gli organizzatori, è un evento importante soprattutto perché all'interno di un territorio complicato, complesso come quello del quartiere di Villa Seta, ma che vede all'interno di questo quartiere questa luce, questa speranza. Noi come città dobbiamo assolutamente essere vicini a questo tipo di iniziative perché lo sport diventa mezzo trascinatore di quelle che sono poi le reali esigenze anche del mondo della disabilità. Ecco, quel mondo della disabilità a volte trascurato, a volte lasciato a se stesso, ma che ha bisogno un'attenzione massima e perché no attraverso queste iniziative di carattere sportivo, quindi il padel che oggi è uno sport importante che ha questa bella visibilità, questo approfondimento da parte di tanti, questo avvicinarsi da parte di tanti anche del mondo della disabilità, quella disabilità che non diventa ultima ma che diventa al centro dell'attenzione di un progetto, di una direzione. Ecco, l'amministrazione comunale è vicina a questo tipo di iniziative, ringraziamo, ripeto fortemente, chi oggi ci ha voluto presenti attraverso questa unione. Ecco, quanto le sinergie si mettono insieme, come quelle delle amministrazioni comunali, come quelle dell'associazionismo che è sempre presente sul territorio e che spinge fortemente dove le amministrazioni locali e la pubblica amministrazione non arriva, ecco, si raggiunge un obiettivo fondamentale. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E siamo giunti alla pagina sportiva, calcio, Acragas vittoriosa all'Esseneto sul Marineo. Carmelo Lentini. Le gare talvolta si vincono anche grazie ad alcuni episodi fatali ed oggi all'Esseneto l'Acragas è riuscito a superare un ostico e maidomo Marineo grazie ad uno di questi. Al 50° il palermitano Ciancimino veniva espulso per doppia ammonizione. Immediatamente il tecnico acragantino Anastasi provvedeva a sostituire un terzino, Martinic, con l'attaccante svedese Lukas Corner ed ecco arrivare la rete della vittoria che ha regalato 3 punti pesanti alla propria squadra, che ha seguito la sfida dell'Esseneto non si è divertito più di tanto, anche perché entrambe le contendenti hanno preferito affrontarsi a centrocampo senza creare grossi pericoli per i propri portieri. Ad un primo tempo scialbo dove si sono registrati un paio di conclusioni in rete senza grossi pericoli, se ne è contrapposto un secondo più incerto e con qualche azione in più. Al 50° l'episodio chiave descritto prima, con la rete realizzata da Corner. In superiorità numerica le maglie difensive del Marineo si sono un po' allargate, ma quando si riusciva a penetrare si opponeva un ottimo guardiapali, Cesai, abile a neutralizzare un paio di conclusioni pericolose degli avanti biancazzurri. Con questa vittoria l'Acragas conquista 3 punti preziosi che la proiettano verso l'alto e domenica prossima sarà trasferta con il Marsala. In sintesi è stata una giornata questa terza con tante sorprese finali che hanno ridisegnato una classifica nuova e che vede in vetta la Nissa. La compagine biancoscudata, grazie ai 3 punti a tavolino con l'Acragas e a quelle conquistate oggi al Gaeta Collenna, si ritrova in alto, solitaria, a tentare la prima fuga del campionato. Si rifà sotto il Don Carlo Misilmeri che supera di slancio il malcapitato Casteltermini a suon di reti. Ricco di reti anche il derby Unitas Sciacca Pro Favara, dove si registra la prima vittoria seccense per 4-2. Anche il Canicattì fa una bella scorpacciata di reti ai danni del Monreale. 4-1 il risultato. In classifica generale l'Acragas è al terzo posto ad un solo punto dalle seconde. Ma, questo qua mi conforta, vuol dire che chi entra e chi subentra vuol dire che fa parte del gruppo e fa in parte del gruppo in maniera positiva, quindi questo qua fa ben sperare me e tutto quanto il gruppo. 3 punti fondamentali per risalire la classifica.
No, ma guarda, ancora siamo all'inizio, io non mi esalto né con le vittorie e non mi abbattono neanche le sconfitte. Purtroppo dobbiamo essere equilibrati, ripeto, noi siamo partiti in ritardo, stiamo facendo un cammino discreto in campionato e discreto in Coppa Italia, vogliamo stare in tutte e due le competizioni. Per fare questo qua c'è bisogno di persone fresche, dove oggi per esempio Ferrigno era una scelta mirata perché avevo Martinic che secondo me è un ottimo giocatore, magari in questo momento non sta trovando il giusto equilibrio di una partita, però io penso che alla fine quello che conta sono non i 3 punti ma lo spirito di sacrificio, i 3 punti vengono proprio da quella cosa lì, dallo spirito di sacrificio. Una vittoria che dà fiducia e morale in vista della Coppa Italia fra 3 giorni sul campo dello Sciacca, gara di andata di ottavi di finale. Io l'ho detto sin dall'inizio, a me partite che vado per giocarmela tanto per giocarmela non ci sono. E non penso che ci siano nel gruppo ragazzi che oramai sanno il mio credo. Noi dobbiamo andare lì a Sciacca consapevoli di incontrare una grande squadra perché lo ha dimostrato, ma consapevoli che noi siamo un'ottima squadra dove ce la possiamo giocare con tutti. La Coppa Italia è un progetto importante per noi, non deve essere sottovalutato e chi lo sottovaluta prenderò le mie considerazioni. Quali le difficoltà nell'affrontare questa squadra del Marineo che si è confermata squadra solida in difesa, poi una squadra che aveva anche fatto gol nelle precedenti giornate? Hai detto bene tu, io parto da un presupposto, la realtà dei fatti deve essere quella veritiera. Il Marineo ha fatto 7 gol, ne ha subiti 2. È una squadra che si chiude tutti quanti dietro la linea della palla, non ti dava spazi, pur avendo la superiorità numerica noi sulle fasce e loro in meno, riuscivano, stando tutti quanti dietro la linea della palla, a chiudere delle diagonali. Bene, noi siamo riusciti con un po' di pazienza e con un po' di cambi, quindi per questo dico la squadra ha un gruppo importante, perché chi è entrato ha capito che era una partita difficile, una partita dove il Marineo io lo considero una squadra importante. Nel campionato di promozione Girone B il Camarat si ritrova in doppio vantaggio grazie alle reti di Canceme e del sempreverde Cosimo Panepinto, ma poi nel finale si fa riprendere dal Ganci che pareggia per il rotto della cuffia. 2-2 il risultato finale. Cede nell'anticipo del sabato invece il Raffadale che perde a Carini con il risultato di 2-1. Adesso entrambe le squadre agrigentine si ritrovano con 4 punti, mentre in vetta prendere il largo a punteggio pieno con 9 il Resultana. Nel campionato di seconda categoria Girone B anche in questa giornata si registra una sola vittoria agrigentina. Si tratta della Virtus Favara che ha superato 2-0 l'Acquaviva. Il Muxar ha perso di misura Gela per 2-1, come anche il Campobella Vallelunga però con il risultato di 1-0. Inaugurato a Porto Empedocle il nuovo stadio, ospite speciale il campione del mondo 90 Totò Schillaci. Inaugurato sabato pomeriggio il rinnovato stadio comunale di Porto Empedocle Vincenzo Collura alla presenza del noto giocatore di Serie A Totò Schillaci, in rappresentanza non solo del calcio siciliano, presenti anche l'autorità civile e militare, i rappresentanti dello sport empedoclino. Quindi sono stati conclusi i lavori relativi al tribuno e muro di cinta e presto sarà fruibile a tutti. A tagliare il nastro il primo cittadino Ida Carmina. Sì, Totò Gol, il campione siciliano che è davvero forse il più grande dei calciatori che abbiamo avuto, che ha una storia bellissima, così simile a quello che avviene in questo quartiere. Lui proviene da un quartiere popolare e la sua è una storia di riscatto di un bambino di un quartiere popolare che sia davvero presagio per il riscatto di questa città e di tutta la nostra terra. È un momento di grande gioia, la città l'abbiamo coinvolta tutta nelle associazioni sportive, nei rappresentanti del glorioso calcio empedoclino, le vecchie glorie, le nuove glorie, insomma un po' tutti. Ci voleva davvero questo momento di comunità, ecco, di vita di comunità. Abbiamo consegnato questo gioiello a fine mandato alla mia amatissima città. Sono contento di stare qui a Porto Empedocle, per me è la prima volta, quindi ringrazio il sindaco Aida e tutta la giunta di avermi invitato. Sono molto felice, spero che il mio arrivo possa essere esempio per tanti giovani. Il campo è bellissimo, veramente, la struttura è molto bella.
La sezione arbitri di Agrigento oggi all'Aragona Stadium, per la prima volta gli arbitri di Agrigento entrano in questa nuova struttura. Presidente, per fare cosa? I test atletici per la nuova stagione, ritengo. Sì, io innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale di Aragona per la grandissima disponibilità datoci, mettendoci a disposizione questo gioiellino. I campi sportivi in erba nuovi che si stanno facendo in provincia di Agrigento sono un polmone per lo sport della provincia di Agrigento. Ecco, noi oggi siamo venuti a inaugurare come arbitri di calcio questo gioiellino. I nostri ragazzi, ma così come tanti giovani della provincia, ne potranno usufruire durante il futuro, e quindi mi sembrava opportuno e doveroso ringraziare l'amministrazione di Aragona. Perché siamo qui? Perché ogni anno gli arbitri di calcio, esattamente come i calciatori, devono sostenere i test atletici, ossia i test di idoneità all'attività. Chi non supera questi test non può essere designato. Quindi gli arbitri sono degli atleti, ormai non ci stanchiamo più di dirlo, l'arbitro di calcio è un atleta tra gli atleti, e quindi stiamo testando poi le capacità atletiche dei nostri ragazzi, e sulle basi meritocratiche che ormai sono insite nella nostra associazione, anche da questi test sceglieremo quelle persone su cui affidarci durante la stagione per arbitrare le gare dei vari campionati, in questo caso provinciali. L'altro obiettivo che abbiamo è individuare quei ragazzi che sono un po' indietro, più indietro atleticamente o anche dal punto di vista fisico, e grazie ai nostri preparatori atletici, grazie alle grandi risorse della nostra sezione, far sì che anche quelli che sono più indietro si possano allineare e possano raggiungere standard fisici qualitativi di altissimo livello. La prossima settimana faremo poi il raduno tecnico, dove anche lì andremo a testare i nostri arbitri dal punto di vista della conoscenza regolamentare e dal punto di vista delle capacità regolamentari in genere. Quest'anno la sezione di Agrigento compie i suoi 70 anni di attività e lo sta facendo in maniera eccellente, con un gran numero di iscritti. Cosa festeggerete quindi? Sì, diciamo che non ci poteva essere miglior modo per festeggiare i 70 anni della nostra sezione che raccogliendo i risultati della tante attività di questi anni. Noi, voglio ricordare, quest'anno abbiamo raccolto veramente delle grandi soddisfazioni, e per questo devo ringraziare il Comitato Nazionale dell'AIA presieduto dal nuovo presidente Alfredo Trentalange, dal vicepresidente Duccio Baglioni, che ha dato grande fiducia alla nostra sezione. Proprio quest'anno sono stati nominati due grandi risorse della nostra sezione, scusate, tre risorse della nostra sezione ai vertici dirigenziali. Ecco, quest'anno è arrivata l'ora del festeggiamento, festeggeremo alla grande, stiamo facendo dei preparativi di altissimo livello, abbiamo già avuto la disponibilità di Alfredo Trentalange o comunque di qualcuno che ne farà le veci, che sarà presente all'evento, e tutte le amministrazioni limitrofe ci hanno già garantito il proprio apporto. Ecco, faremo un compleanno, come si dice in questi casi, con i botti. Davanti a noi il sindaco Peppe Pendolino, Piero Costanza e Piero Cumbo, che fanno parte del direttivo della sezione AIA di Agrigento. Iniziamo con Piero. Piero, un bel raduno oggi qui ad Aragona, in questa nuova struttura. Sicuramente un bel raduno, la presenza di tanti giovani ragazzi, e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco e tutte le dirigenze sportive che si sono messe a disposizione per farci svolgere questo raduno atletico, e niente, torno a ringraziare, e diciamo che ci sarà un futuro perché ne faremo di altre, se c'è sempre la disponibilità. Vi ringraziamo anticipatamente. Sindaco, questo gioiellino è molto attenzionato dalla FIGC e anche dall'AIA, oggi un bel raduno, cosa possiamo dire? Cosa sta facendo l'amministrazione per completarla al meglio? Innanzitutto io voglio ringraziare l'AIA e gli arbitri per aver preferito la nostra struttura sportiva di Aragona. È una struttura che nasce proprio voluta perché ci sono state diverse criticità, ci siamo riusciti, abbiamo ancora qualche lavoretto da fare, però penso che a breve completeremo uno stadio veramente degno di essere chiamato tale. Un'altra cosa che ci siamo prefisse e speriamo di arrivarci, perché diciamo ci sono i buoni propositi e l'impegno di tutta l'amministrazione, è quella di fare diventare questo stadio campo federale. Quindi dare la possibilità a tutti i giovani d'Aragona, agli arbitri della provincia e fuori provincia, di poter utilizzare questa struttura, e di contorno questo diventa un indotto economico anche per la nostra cittadina. È un aragonese
fino a qualche giorno fa in campo da arbitro, adesso è passato nella parte dirigenziale, Piero Cumbo, una vita da arbitro se vogliamo. Sì, una vita da arbitro, ormai diciamo dopo 12 anni la parte di campo si è fermata anche per scelte diciamo, di lavoro dovute personali più che altro, e adesso ci stiamo dando dentro con la dirigenza per dare lustro agli arbitri agrigentini, perché sicuramente dopo tutto questo tempo, dopo tutta questa pausa, ci sono tanto lavoro da fare, tanti giovani arbitri che devono esordire, c'è molto potenziale e quindi lavoreremo con la sezione. Anche ringrazio le autorità per averci dato questo fantastico campo che è un gioiello, un fiore all'occhiello anche per la comunità di Aragona, e spero che possa essere così anche per gli eventi futuri, insomma. Presentazione ufficiale della squadra di volley femminile SEAP Dalli Cardillo, che potrà giocare al Pala Moncada di Porto Empedocle dopo l'accordo tra le due società. Nino Di Giacomo e il dottore Pietro Muraria nuovamente assieme, 19 anni di sponsor della Rio Casamia. 19 anni di amicizia soprattutto, perché è importante questo connubio amicizia sponsor. Dunque quest'anno siamo di nuovo in gareggiata, speriamo che tutto va bene, ma penso che il principio mi pare che sia importante. Ancora la squadra deve cercare la giusta amalgama, però tutto sommato mi è sembrato ieri una prestazione ottima. Nino, si ritorna in A2, con quali obiettivi? La società è pronta, le atlete si stanno preparando bene? Gli obiettivi sono di centrare la salvezza, il nostro obiettivo minimo, poi tutto quello che verrà sarà soddisfacente. La novità di queste ultime ore è che finalmente abbiamo trovato casa, che la SEAP Dalli Cardillo giocherà al Pala Moncada, e colgo l'occasione per ringraziare la proprietà, l'Accademia dell'Avvocato Iacono, che ci hanno dato questa possibilità. Hanno dimostrato veramente un senso altissimo dello sport, perché era un mio sogno quando hanno costruito il Pala Moncada nel 2011. Pensavo, dico, chissà se posso avere il piacere di giocarci. Il sogno si è avverato, grande disponibilità, abbiamo visto anche in questi primi giorni che abbiamo allestito il campo, abbiamo visto tanta collaborazione, faremo anche qualche allenamento al Pala Moncada, quindi ci sono tutte le condizioni per fare bene. È un campionato tosto, è un campionato nazionale a 2 gironi da 11, nel nostro girone abbiamo un derby che è la prima partita di campionato. Il 17 di ottobre inaugureremo la nuova stagione al Pala Moncada col derby del Marsala, cosa meravigliosa fare la prima partita e inaugurare la nuova casa della SEAP Dalli Cardillo. Il primo obiettivo è di mantenere alta la motivazione che hanno le ragazze, infondendo molta fiducia e garantendo l'impegno comunque da parte mia. Ecco, lei cosa? Sì, ovviamente l'obiettivo sul campo è raggiungere nel breve tempo possibile la salvezza. Ecco, quale sarà il suo valore aggiunto che lei metterà con la sua esperienza affinché questi obiettivi si possano raggiungere? Anche se non si direbbe, vorrei tenere alto l'entusiasmo che le ragazze hanno. Non si direbbe dal mio temperamento, che sembra abbastanza freddo, ma questa è solo un'etichetta e una maschera, ma mi piace lavorare con molto entusiasmo. Per noi è motivo di grande prestigio poter collaborare e condividere con la società di pallavolo il palazzetto, il Pala Moncada. Oggi non è soltanto un momento di gioia per la Fortitudo e per la pallavolo, ma per tutto lo sport agrigentino, perché inizia un progetto di condivisione di valori di sport, ma soprattutto di promozione dello sport nel territorio agrigentino. Quindi è un nuovo inizio che investe sia noi in questo ruolo, ma tutta la cittadinanza, quindi è un buon inizio per tutti. Bene, abbiamo concluso, grazie della vostra attenzione e arrivederci.